Mister, lo avevamo detto ieri a vigilia, diciamo, di questa partita, era importante vincere soprattutto a livello mentale. Dopo le due sconfitte siete riusciti con una prova giocata alla pari nel primo tempo, nella ripresa invece avete dominato nel gioco e poi alla fine è arrivato il gol. Sì, una vittoria secondo me dal peso specifico grandissimo, perché come dicevi tu volevamo una risposta, insomma, ma non tanto per la classifica quanto per noi, e oggi i ragazzi hanno risposto in modo egregio contro una squadra difficile da incontrare. Sapevamo che potevamo concedere qualche ripartenza sui loro giocatori, sugli esterni, però i ragazzi oggi hanno fatto una grande partita anche oggi. Il secondo tempo abbiamo dominato e quindi ripeto, una vittoria importantissima. Ecco, visto ciò che lei adesso giustamente farà un dribbling, però una reazione così dopo una settimana che poteva essere difficile, tagliare le gambe a una squadra con meno carattere e magari anche meno attributi, invece questa vittoria la conferma che questa Torres ha la caratura delle squadre più forti di questo girone, almeno a livello anche di carattere. Altrimenti non avremmo fatto quello che abbiamo fatto prima, quindi i ragazzi. Guarda, ti dico una cosa, avevamo preparato in un certo modo la partita. Sabato mattina, ieri mattina ci siamo guardati, i ragazzi, ho detto facciamo come abbiamo sempre fatto, giochiamoci la partita uomo contro uomo, e abbiamo ormai questa mentalità e questi ragazzi hanno dato una risposta secondo me grande sotto questo punto di vista, perché come mentalità dietro hanno accettato l'uno contro uno sempre, contro giocatori importanti. Quindi è stata una risposta, ieri mattina mi hanno dato una risposta che mi ha reso proprio veramente orgoglioso di questi ragazzi. Ecco, questa novità aveva provato Verducci, che anche aveva impattato bene nella sfida, non riuscivano mai a marcarlo. Cosa è successo? Un infortunio muscolare, sembra. Sì, sembra un infortunio muscolare, ci dispiace perché già veniva da una lunga inattività e il ragazzo stava bene, insomma ha dimostrato che poteva dare il suo contributo, purtroppo ha avuto quest'altro infortunio, vediamo un attimino di che si tratta. Ecco, visto che stiamo parlando di singoli, è mancata solo la parola, si potrebbe dire, a Mastino che ci ha provato in tutti i modi. Non è arrivato il gol, forse gli serve il gol anche per trovare nuove certezze dopo essere cresciuto tanto all'interno di questo progetto. Se avesse fatto gol oggi sarebbe stata la ciliegina sulla torta dopo una grande prestazione, ma arriverà, prima o poi arriverà, l'importante è che lui continui con questo, come sta giocando adesso, sta prendendo in mano la squadra anche lui insieme a Giorico e avere due giocatori di queste qualità in mezzo al campo è tanta roba. Siamo entrati anche bene il secondo tempo, non è che non siamo entrati bene, io la squadra l'ho vista che è entrata bene, poi dopo comunque ci siamo, diciamo, nella gestione della palla, insomma, abbiamo avuto qualche difficoltà e quindi riuscivamo a tenere poco palla in avanti e quindi a far salire la squadra. Però devo fare i complimenti alla Torres che comunque ha fatto un'ottima impressione. Detto questo, secondo me abbiamo fatto un'ottima gara, soprattutto il primo tempo. Ripeto, dobbiamo lavorare su tanti aspetti, questo sarà il mio compito da adesso in avanti ci metteremo in settimana, quindi guardando ciò che non è andato oggi, comunque ci sta anche di soffrire, comunque ci sta anche di buttare la palla in avanti. Ci sono queste cose, sono capitate oggi e le analizzeremo con calma, era meglio analizzarle con un risultato utile, però non è venuto. Ci proiettiamo ad allenarci e a lavorare per la prossima partita. Ecco, vista la sconfitta nella sua gestione, dal suo rientro Sì. ad Ancona, è praticamente una novità. Anche questo può essere un aspetto da gestire, nuovo a livello mentale per provare a ripartire rispetto agli altri risultati. Sì, ma sempre ci sta da gestire tante cose, però anche l'atteggiamento dei ragazzi nello spogliatoio è un atteggiamento che mi è piaciuto a fine partita, quindi sono aspetti che un allenatore deve notare e comunque dobbiamo metterci a lavorare e a lavorare bene in maniera molto seria, come stiamo facendo, e quindi questo ci aspetta.
Ecco, mister, due domande sui singoli. Uno, come mai Peli non è entrato se non stava bene fisicamente? Invece l'altra, quanto ha pesato l'assenza di un giocatore così importante per voi come Paolucci? Ma io ti devo dire che comunque devo riguardare bene la partita, ci sono state 5-6 situazioni il primo tempo veramente importanti dove nelle transizioni potevamo e dovevamo fare di più, dovevamo far male alla Torres, poi stavamo parlando qui di un'altra partita, invece la Torres ne ha giovato, diciamo così, delle scelte errate che abbiamo fatto e poi dopo comunque ci sta che subisci qualcosa in casa della prima in classifica. Quindi al di là delle assenze che comunque ci sono state, ma i ragazzi hanno lavorato diciamo così bene e qualche cosina è mancata il primo tempo. Il secondo tempo ve l'ho detto, poi per quanto riguarda Peli il ragazzo l'ho fatto riscaldare per vedere, comunque non ho avuto un feedback positivo da parte sua e quindi ho deciso di non utilizzarlo, visto il problema che ha avuto in settimana. Francesco, gol importantissimo non solo per i 3 punti, anche mentalmente per ridare fiducia a questa squadra dopo la sconfitta contro l'Entella, ma anche per mandare un messaggio chiaro ed evidente al campionato. Sì, è stato un gol pesante, soprattutto mentalmente, perché comunque dopo la sconfitta con l'Entella comunque non era facile, sai, vincere aiuta a vincere, tenere il morale alto. E quindi oggi non era facile, siamo stati bravi, anche nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni e poi nel secondo tempo per fortuna sono riuscito a far gol e abbiamo vinto. Ed è stato anche un gran gol perché è arrivato un cross bello teso, però hai stoppato di freddezza la portiere. Sì, inizialmente volevo tirare al volo, poi non so, forse qualcuno mi ha detto solo, una roba del genere, l'ho stoppata bene, me la sono trovata davanti e ho tirato e ho fatto gol. Ecco, c'era una battuta dei tifosi a fine partita, dicevano questo Ruocco, se non si fosse infortunato l'anno scorso ce l'avrebbero già portato via. C'è la concezione di essere comunque sia un giocatore importante, di essere piaciuto tanto di essere un giocatore importante anche in Serie C? Io diciamo che sono venuto qua in Serie D che ho avuto poco spazio, in Serie D i primi mesi non è stato facile e poi mi sono ritrovato in questa nuova realtà comunque in Serie C con un bel gruppo, mi sono trovato bene sin dall'inizio, poi se non avessi avuto infortuni non so questo cosa avrei fatto, ecco. Però pensiamo al presente, adesso sono qui e spero di non farmi male, ecco. Giustamente, però a parte le battute c'è una curiosità che vorrei fare, perché voi alla fine col calendario giocate sempre prima del Cesena, no? Che gioca poi sempre dopo di voi, recupererà anche il Cesena, oggi gioca in serata e poi recupererà la gara che è in meno. Come la vivete questa? Sinceramente molto? Allora, ti dico la verità, magari cioè noi adesso non guardiamo la classifica veramente, pensiamo solo a noi stessi sinceramente. Chiaro che se dovessimo continuare così e arrivare a un certo punto che siamo comunque in queste posizioni, poi lì comunque inizieremo a guardare la classifica. Livero, non devi neanche esserci forse come protagonista in questo match, magari gli ultimi minuti, però l'infortunio di Verducci ti ha fatto diventare protagonista. Gran assist per Ruocco, ti sei ripresentato lì dove avevi lasciato prima dell'infortunio. Sì, sono molto contento di essere tornato a dare una mano alla squadra e dai, è andata bene. Ti vedo un po' però, ci credi davvero che è andata bene o meno? No, sono davvero molto felice, come ho detto, di essere tornato a dare una mano alla squadra prima possibile. Avevo avuto appunto qualche settimana un piccolo infortunio e era importante dare subito un segnale e sono stato anche fortunato perché comunque penso che sia il movimento degli attaccanti che soprattutto lo stop di Ruocco mi ha facilitato, perché gli ho detto prima che con lo stop appunto ha fatto 3/4 del gol, ha fatto uno stop fantastico e quindi se magari mi è andata bene è merito sicuramente dei compagni.
Ecco, quanto è stato difficile, no, stare fuori? Hai iniziato benissimo, sicuramente tra i migliori della stagione a inizio campionato della Torres, ti sei fatto male, hai provato adesso a ripresentarti con il solito bigliettino a visita, anche un messaggio diverso rispetto a quanto aveva avuto magari la sua stagione, dove l'infortunio poi non ti aveva mai permesso di tornare davvero in condizione di campionato. Ma in realtà sono cose che succedono, nel senso sono stato fuori 2 o 3 settimane, sono cose incidenti di percorso, ma non sono sicuramente queste le cose gravi. L'importante appunto è cercare di farsi trovare pronti, lavorare al meglio. So di aver dato il 150% per tornare il prima possibile, sono a disposizione del mister, sono contento che oggi ci sia stata l'opportunità. Mi spiace appunto per l'infortunio di Giuseppe, però appunto l'importante è cercare di farsi trovare pronti. Ecco, il peso specifico di tornare a vincere così in casa contro una grande squadra come l'Ancona dopo una settimana dove avevate perso 2 di fila. Sì, sicuramente appunto è più una questione di segnale da dare anche a noi stessi, la nostra consapevolezza, per capire appunto che tipo di campionato vogliamo fare. E oggi penso sia stato un bel segnale per ripagare anche questo atteggiamento che sta avendo la gente dall'inizio dell'anno, perché veramente da inizio anno ci stiamo divertendo, penso che si veda negli spalti l'atmosfera che c'è dalla prima giornata. Quindi possiamo solo ringraziarli e cercare di continuare così per ripagare quella che è la loro fiducia, il loro entusiasmo, perché da inizio anno veramente è un ambiente ancora più fantastico e dobbiamo continuare a tenercelo stretto e ripagarlo, insomma. Ecco, in chiusura hai usato una parola chiave, secondo me, divertirsi, no? Perché rischiava di essere la settimana delle pressioni, giustamente, che ci stanno, quando uno è capolista deve anche saperle sopportare, però vincere aiuta a tenere questo spirito un po' di leggerezza che forse può essere l'arma in più che altre squadre più blasonate non hanno nel girone rispetto alla Torres. Ma no, sicuramente, come ho detto prima, in casa, specialmente in casa, ci stiamo divertendo, c'è una bellissima atmosfera allo stadio, qui a Sassari si sente anche in settimana proprio l'atmosfera della partita, la città sta rispondendo alla grande e noi non possiamo che essere fieri appunto di rappresentare al meglio questa maglia, questa società, perché veramente è stata per me una scoperta, diciamo, questo posto e sono davvero contento, ecco. 4-1 mister che non vi rende giustizia, questo è sicuro, però oltre alla squadra anche i singoli hanno fatto la differenza, un singolo in particolare. Sì, poi è stata quella la vera differenza, anche se poi ci è dispiaciuto perché non eravamo partiti neanche male, abbiamo avuto subito un'occasione con Bianco, poi la partita è stata equilibrata, secondo me stava andando su un'idea di pareggio e poi un singolo ha cambiato l'inerzia della gara. Poi siamo stati bravi anche a riaprirla e poi gli ultimi 2 gol non mi sono piaciuti e quello che un po' mi dispiace, ecco. Tra l'altro il primo gol di Sbaff è arrivato, non dico nel vostro momento migliore, ma quando stavate guadagnando campo, no? Sì, la sensazione era quella, poi noi sapevamo che la Recanatese è una squadra che sorniona da questo punto di vista, ti lascia l'idea il pensiero di avere il controllo del gioco, ma in realtà è sempre lì pronta poi a farti male e poi alla fine è stata così e mi dispiace più che altro per gli ultimi 2 gol perché poi alla fine ha fatto gol sbaffo, poi il secondo ci sta, nel senso che prendi 2 o 3 minuti di misure, no? Subisci un po' il gol e la riapri. Gli ultimi 2 gol non mi sono piaciuti. Sì, ma l'obiettivo di tanti è questo, soprattutto nostro, e non cambia nulla, nel senso che è una partita importante, ci mette ancora esperienza dentro perché comunque ovviamente abbiamo una squadra molto giovane da questo punto di vista, con qualità, e non facciamo drammi perché sappiamo che dobbiamo passare da queste sconfitte qui e ripartiamo per la prossima. Sì. Ma lo sto dimostrando, quindi poi io, come dico anche alla mia squadra, c'è chi riesce e chi non riesce. Inizio anno tanti volevano andare nei playoff e vincere il campionato, tanti non pensavano magari di stare lì e non retrocedere, la differenza la fa sempre il rettangolo verde, in questo momento la Recanatese sta dicendo questo e quindi vanno fatti i complimenti.
Amici di Directa Sport, benvenuti a Sassari. È tempo di un nuovo derby sardo nel girone G di Serie D. È tempo di Sassari Latte Dolce, Atletico Uri. Rimessa con le mani verso Scognamillo. Tiene palla, va da Fayet, sinistro di Fayet. Grande parata di Tirelli, il primo vero tiro in porta della partita. Arriva al 10° minuto. 6 saltatori del Sassari Latte Dolce. Rovesciata tentata da Marcangeli. Un bellissimo gesto atletico del numero 10, che però non centra lo specchio della porta. Palla larga alla destra di Tirelli. Fiorelli, alzato il pallone verso De Marcus. Intervento di Pisano, poi Cannas. Primo vero tiro in porta della partita dell'Atletico Uri. Poi c'è possibilità per Fangua. Riesce a superare Fayet. Poi fa correre Ravot, che ora ha una prateria davanti. Rientra Muscas, taglia verso il centro Ravot. Il pallone per Fiorelli. Grande idea per andare da Cannas. Tutto solo Cannas. La parata di Congiunti, la migliore occasione del primo tempo sul destro di Daniele Cannas. Ma Congiunti ha detto no, si resta 0-0. Barravot, bella palla verso il secondo palo. È arrivato il gol dell'Atletico Uri. Credo abbia segnato Fadda. Si lamentano tutti per un tocco di mano. In diretta mi è sembrato abbastanza netto. Non ne sono sicuro comunque, visto che quelli dell'Atletico festeggiano tutti. Situazione particolarmente complicata. Fiorelli anticipato da Oliveira. E poi Fangua che prova a difendere un pallone che Fayet porta via. Vuole anche ricevere il numero 7. Arriva il pallone per Fayet. Spazio per Oliveira. Carica il mancino Oliveira. A centimetri dal gol dell'1-1. Gran botta di Agostino Oliveira. La palla va fuori però. Anche Saba è piega ad allungare la barriera. Va Cabeccia, il palo. È incredibile Russu. Che occasione per l'1-1. Da 1 metro ha messo fuori il difensore centrale del Sassari Latte Dolce. Occasione clamorosa per il pareggio della formazione sassarese, ma si resta 1-0. Palla per Grassi, controllo del numero 19, allarga bene per Muscas. Mette il cross, Muscas, colpo di testa da parte di Oliveira. Domiziano Tirelli però è lì che l'aspetta. Va Piga, è uno schema per Cabeccia, toccato. Fallo in attacco. Fallo in attacco, dice il direttore di gara. E questa è anche l'ultima azione della partita. Vince l'Atletico Uri, vince per 1-0, decide il gol di Fadda. Supera proprio il Sassari Latte Dolce in classifica. Siamo con il direttore generale del Latte Dolce Fantoni. Una sconfitta che lascia tanto rammarico, in particolare per come è arrivato il gol. Un gol che diciamo lascia tante polemiche perché è sembrato appunto fallo di mano. Volevo avere il suo commento appunto su questo. Tanto buonasera a tutti. Più che è sembrato, è stato fallo di mano, perché tutti avete visto sia dal vivo che poi immediatamente le immagini che ci ha concesso Directa Sport, ma lo hanno visto tutti, era una schiacciata di palla al volo, cioè non era nemmeno una deviazione di quelle che si fanno, che c'ha la mano sul petto, la tocchi e la butti dentro, cioè come hanno fatto i 3 assistenti, incluso l'arbitro appunto, a non verificare, a non vedere una cosa del genere. Veramente scandalosa, ma mi dispiace anche molto per il poco fair play dell'avversario. Perché se vedete le immagini, ma io l'ho vista in diretta, il signor Fadda, quando ha fatto il gol, si è girato andando verso il centrocampo senza esultare. A un certo punto Corricchiando si è rigirato, quando ha visto che l'arbitro ha segnato il gol, si è messo a esultare come un forsennato. Cioè, ragazzi, se dobbiamo farci a pesti tra sarde, questa cosa è veramente brutta, perché tutti raccomandiamo fair play, soprattutto tra di noi, ma oggi veramente, al di là della pessima, come dire, terna che purtroppo questo ha dato il campo, questo è l'esito che salta fuori da questa partita, mi rammarica molto anche l'atteggiamento dell'avversario, perché obiettivamente io ho grande stima, non amo intanto parlare male né degli arbitri né degli avversari. Oggi mi rammarica doverlo dire, perché è chiaro che per loro era un derby, una partita importante, c'erano diversi ex,
però hai rubato la partita perché non hai vinto nulla, cioè un gol scandaloso, non proprio scandaloso, vergognoso, lo dico fortemente, voglio enfatizzarlo questa parola. Sono molto molto deluso dalla terna e soprattutto anche dall'atteggiamento dell'avversario, tutti quanti, dalla panchina sino agli 11 che erano in campo. Ecco, questa non è la prima volta che ci ritroviamo al termine di una gara a dover discutere magari di qualche episodio arbitrale. Ecco, volevo appunto avere un suo commento appunto su questa situazione che si va a ripetere più volte. Allora, già noi domenica scorsa c'è stato negato a Ischia un gol con la palla che era dentro di 30 cm di Pireddo e abbiamo perso la partita. Non abbiamo fatto polemica, ma ripeto, io non amo, guardate le mie vecchie interviste, difficilmente io parlo della terna arbitrale perché possono sbagliare anche loro, ma qua siamo veramente al ridicolo, cioè siamo in Serie D, io queste cose faccio fatica a accettarle e non le vedo nemmeno nei tornei amatoriali, ma nemmeno nel settore giovanile. È stata veramente brutta questa cosa qua, non è possibile che non si sia visto un fallo del genere. Era troppo palese e mi rammarica perché tu hai perso una partita immeritatamente, perché loro sono stati 90 minuti dietro la palla, arroccati chiusi dietro, hanno avuto una ripartenza con un'occasione di Cannas e io non ho visto altro. Il secondo gol lascia perdere che era fuori gioco, ma al di là di questo non fa testo perché eravamo al 93esimo, quindi tutti avanti cercando il pari. Noi abbiamo avuto qualche occasione, è stato bravo il loro portiere, altre volte noi poco cinici. Detto questo sono delusissimo però dal contesto generale, cioè una partita nata male e finita peggio in settimana, nata malissimo perché non c'è stato accettato l'anticipo, loro erano convinti che noi avessimo questo malessere e questo rancore per questo motivo, mi è sembrato da parte nostra che questo non sia avverato, ma invece ho visto un atteggiamento proprio non consono agli amici di Uri perché tali per me rimangono, è chiaro che c'è amarezza e rammarico, ma io sono abituato a dire le cose che penso e oggi sono stati veramente pessimi sotto ogni punto di vista. Ecco, l'ultima cosa per parlare di calcio, che alla fine è quello che piace di più a noi, quello che volevo chiederle è un bilancio su questo inizio promettente del Latte Dolce che si sta ritrovando in ottime zone della classifica, però sempre fermo restando che l'obiettivo da voi dichiarato la salvezza. Assolutamente, noi non abbiamo mai fatto voli pindarici, l'obiettivo nostro l'abbiamo annunciato a luglio e lo ribadiamo, è quello di salvarci possibilmente senza soffrire, però all'appello, e voglio essere come dire stretto, ci mancano già 5 punti e non per demeriti nostri ma per demeriti soprattutto della terna arbitrale. È questo che mi rammarica dover sottolineare. Purtroppo questi sono gli arbitri e senza questi che vanno aiutati in tutti i modi, io lo ribadisco, mai assolutamente, già da settori giovanili io dico ai tecnici mi raccomando, cambiami subito il ragazzo se va a offendere l'arbitro, ma qui siamo in Serie D. Qua girano insomma, tante cosettine intorno al calcio e non va bene vedersi rovinare poi una prestazione. Per carità la partita di per sé, se analizzo quella di oggi, non mi è piaciuta perché era molto tattica, due squadre che si rispettavano, tutte e due che avevano come dire, voglia di fare bene, ma allo stesso tempo si rischiava poco da ambo le parti. È stata rovinata da un episodio troppo brutto e mi rammarica, continuo a dirlo, l'atteggiamento dell'avversario. Io mi auguro che al ritorno non ci sia bisogno di punti né da parte nostra né da parte loro, solo questo mi auguro. Mister Mauro Giorico, ci ritroviamo un'altra volta a dover commentare al termine di una partita degli episodi un po' così spiacevoli. Ecco, volevo avere il suo commento appunto su quello che è successo in occasione del gol vittoria dell'Uri. No, è un episodio che si ripete di frequente, purtroppo siamo chiamati a valutare l'operato arbitrale che oggi non l'ha proprio azzeccata, cioè non sta né cielo né in terra subire un gol in questo modo. Un avversario butta la palla dentro con la mano e io dico 3, non 1, perché sono 3, arbitro e 2 assistenti, non vedo niente, le immagini sono non chiare, chiarissime. Che cosa dobbiamo commentare ancora? Cioè, se uno ti dice io non ho visto niente, io mi chiedo che cosa venite a fare? Che cosa venite a fare? È troppo facile arbitrare e dire non mi sono accorto. No, tu devi cercare di fare
le cose normali, e se vedi che la squadra avversaria neanche festeggia ai gol la palla entra in porta e vedi che nessuno esulta, ti devi chiedere perché. Se la squadra avversaria protesta tutta e il portiere ti dice la palla mi stava venendo nelle mani e questo la butta dentro e mi anticipa con la mano, tu chiediti perché. Cioè, sono cose assurde. Io dico, si può anche commettere qualche errore, ma così marcano no, non esiste proprio. Però chiaro che ti cambia tutta la partita, tu devi cercare di riprendere una partita che quantomeno meritava il pareggio, e invece devi rincorrere a tal punto che al 92esimo abbiamo preso anche un'espulsione, evitabilissima se il risultato fosse stato diverso, così come doveva essere diverso. Questo è il tutto. Commentare questa gara abbastanza equilibrata poi non ha senso, perché prevale l'amarezza di aver perso una partita in modo immeritato e con un gol che solo loro non hanno visto. Ecco, cercando comunque di commentare quello che è successo nel campo, ovvero la parità di calcio, che è quello che piace di più a noi, volevo fare un passaggio appunto sull'attacco. Ultimamente sta preferendo Scognamillo a Imò, volevo chiedergli come mai, dato il buon inizio anche di Imò, ha preferito in queste ultime uscite Scognamillo. Perché durante gli allenamenti magari sta dando qualche cosa in più, poi durante la partita c'è sempre il cambio tra uno e l'altro, ma non è quello, non è assolutamente quello. Oggi abbiamo fatto uscire Marcangeli che non era in palla come nelle ultime gare. È chiaro che devi cercare di modificare qualcosa per recuperare una gara che l'arbitro l'ha compromessa. È chiaro che poi metti dentro Grassi, fai entrare Patacchiola per andare a saltare in testa, eccetera, scombussi quello che è l'assetto tattico della squadra, perché devi recuperare una gara che avremmo cercato di vincere fino al 95esimo, ma senza scoprirsi e senza andare a fare un fallo così come ha dovuto fare Muscas e prendere il rosso diretto. Questo sembra poco, ma ti cambia tutto un gol irregolare in questo modo. L'amarezza è proprio questa, che adesso devi riprendere e certi risultati ci stanno togliendo delle certezze che avevamo acquisito. Ecco, ai nostri microfoni il direttore Fantoni ha detto che comunque il Latte Dolce sta facendo un buon campionato, sta facendo una buona corsa appunto, però ovviamente questi 5 punti che recriminano pesano tanto. Ecco, però adesso da cosa riparte il Latte Dolce per i prossimi impegni? Intanto dalla speranza che si riesca a trovare degli arbitri che sbagliano meno possibile, intanto, perché, ripeto, è già qualche settimana appunto che succede questo. E io ho fatto un inciso domenica scorsa, il gol poteva essere gol sulla traversa colpita da Piriddu, però non mi sentivo nel modo più assoluto di dover recriminare, perché la posizione dell'assistente non era sicuramente in grado di poter valutare bene, e quando uno non è in grado di valutare giustamente si fa correre, però comunque sia tu hai subito già un qualche cosa e non ci siamo lamentati, perché reputi che comunque l'assistente non messo nella posizione migliore non sia in grado di decidere se è gol oppure non è gol. Però questa di oggi è incredibile, cioè arbitro, assistente che non si accorgono di questo, no. Su questo è chiaro che ripartire poi è difficile, perché tu stai perdendo punti in diverse situazioni e un attimino appunto scalfiscono quelle certezze che questa squadra aveva acquisito fino a qualche settimana fa.
Amici di Diretta Sport, un buon pomeriggio dal comunale Pasquale Pinna di Budoni, dove sta per andare in scena l'11ª giornata di andata del campionato di Serie D Girone G. Nuova Florida che ha pareggiato per ben 5 volte già in questo campionato, mentre si può battere il calcio d'angolo con Raimo che trova una bella traiettoria e ha provato Carbone che smista all'indietro ma perde palla, e quindi ancora Raimo a lanciare, palla che viene frenata dal vento. Sponda di testa di Gueye, subito un tiro al volo, e già dopo neanche 3 minuti di partita prima occasione per la squadra di casa capitata ai piedi di Bammacaro. Porta palla, non viene attaccato da nessuno, quindi scarica centralmente per Ortensi, vuole aprire dall'altro lato. Farris arriva prima di tutti, è un tiro più per evitare il contropiede, ma è fortunato e riesce a ottenere la deviazione con il suo centrale che vuol far viaggiare sulla fascia sinistra proprio Limogelli, che supera un rimpallo, sicuramente anche un contatto con Assumani. Arriva in questo momento il fischio dell'arbitro, il signor Cipolloni raccomanda il via di questo calcio piazzato con uno schema, perché Raimo, anziché crossare, ha deciso di cedere il pallone rasoterra per la conclusione. Aspetta un movimento del compagno, è bella la traccia per Bammacaro che scarica subito per Lancioni, supera un avversario, supera il secondo, poi decide di far partire il suo sinistro che non gira. Assumani lungo con le mani a cercare Gueye, una serie di contrasti a centrocampo, poi ha la meglio il numero 44 ospite. Eccolo il primo tiro in porta della squadra. Ancora Fremura lungo per Gueye, questa volta è libero di fare la sponta per Lancioni, poi la palla rimane lì. Bammacaro strozza troppo il tiro, vediamo se batterà corto oppure deciderà per lo spiovente in mezzo. La palla passa, non riesce a trovare la battuta vincente Assumani di questo girone G. Ancora la squadra ospite con il numero 10 Costa che si trova a tu per tu col portiere e fa passare il pallone sotto le gambe di Marano e porta così in vantaggio il Nuova Florida dopo soltanto 9 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, e così cambia il parziale e la squadra ospite si porta in vantaggio. Azione orchestrata bene, un rimpallo, poi la palla è arrivata tra i piedi di Costa e il numero 10 non ha potuto sbagliare. E quindi Stefanoni, che non si è visto molto in questi primi 55 minuti di gioco, questa volta però offre un bel cross per il colpo di testa di Assumani che sfiora il gol del pareggio. Palla che termina alta, apre per Miola, questa volta è ottimo il passaggio per Vianni che supera il portiere che lo butta giù, e quindi è calcio di rigore con cartellino giallo annesso. Fischia il direttore di gara, rincorsa per Vianni, il destro e parata di Marano che si riscatta così dall'errore in precedenza. Farris, ancora Raimo, pallone che viene fatto viaggiare per Gueye che svetta di testa, e poi c'è Lancioni che cade, ma manca ancora molto da giocare. Raimo vuole subito servire Spano per la sua prima palla, ma poi c'è il sinistro che Vianni, bella traccia di Vianni per Limogelli che decide di non servire Costa sul secondo palo. Il numero 2 Pacillo che si mette in proprio ma perde palla in una zona delicata del campo. Spano fa viaggiare proprio Lancioni, 1 contro 1 contro Falilò. Lancioni sul primo palo fa viaggiare, la palla è lì ed è bravissimo a rimanere in piedi fino all'ultimo il numero 1 Giordani. Offre una soluzione in più offensivamente. Farris ancora, ha provato il traversone dopo una finta. Farris, cross basso, c'è stato uno svirgolone del difensore centrale del Nuova Florida, trattasi di Negro, proprio Soyemi che ha più libertà di spingere e affondare. Spano evita 2 avversari, ancora Spano si mette in proprio con un tiro da fuori più potente che altro.
Fischia l'arbitro, palla toccata corta per il cross che viene liberato da Raimo, ma non troppo lontano perché lì c'è Barba che decide di tirare. È un tiro che alla fine si abbassa e impensierisce non di poco Marano. Batte Raimo a sorprendere la difesa. Soyemi è da solo sull'out di sinistra, cross a basso all'altezza del dischetto del rigore, palla però viene buttata fuori, poi la palla torna al centro, posizione regolarissima, ha agganciato l'attaccante del Budoni, crossa centro dell'area, svetta la palla, passa, nessuno trova la deviazione vincente, fa sua la sfera Giordani, si accartoccia. Secondo tempo, Farris forse per l'ultima occasione per il Budoni, stacco di testa, palla che passa, attenzione davanti al portiere, la parata di Giordani, cosa si è divorato Soyemi all'ultimo secondo di partita, ha avuto la palla del pareggio ma ha concluso addosso all'estremo difensore del Nuova Florida che sicuramente ci mette lo zampino. Avevo Pisacane una parità dai due volti, primo tempo in cui avete pagato tanto, alcuni errori, secondo tempo di grande volontà e grande anche sofferenza per la Roma, non è arrivato il gol, forse la differenza è stata questa, la Roma ha segnato, il Cagliari non è riuscito a segnare. Ma è normale che quando una squadra come la nostra va sotto dopo 5 minuti non è facile, soprattutto contro un avversario come la Roma. E in 30 minuti comunque la squadra ha preso 2 gol nonostante avessimo preso 3 tiri. Però i ragazzi sono stati bravi perché sono stati bravi a non mollare, a crederci fino alla fine. Come dico sempre, l'ho detto anche la settimana scorsa, comunque sono tutte valutazioni che comunque fanno parte del percorso, ecco, sono analisi anche che fanno parte del percorso di questi ragazzi che anche oggi hanno dato tutto quello che avevano dentro. Anche perché, lo hai detto, squadra molto più esperta di voi, la Roma, voi avete tanti giocatori in rampa di lancio, penso per esempio a Amalfitano 2007, ma anche a tanti 2006, eppure nel secondo tempo, davvero, se non ci fosse stato il portiere della Roma con almeno 2 o 3 miracoli, cioè questo Cagliari sicuramente un punto lo sarebbe riuscito a riprendere. Ma guarda, ci portiamo a casa sicuramente la reazione, la prestazione. Il mio lavoro è quello di dare consapevolezza sempre di più a questi ragazzi e di fargli capire che comunque al netto dell'età degli avversari non devono avere timore di nulla, devono giocare a calcio, perché se riescono a giocare a calcio riescono ad esprimersi nella maniera più giusta possibile. Per quanto riguarda le squadre più esperte mi sono scocciato dopo 10 partite perché quello che trasferisco ai ragazzi è comunque che non deve essere un alibi, ma deve essere uno stimolo, perché poi quando i risultati arrivano, come è successo anche a Lecce, hanno ancora più valore. Per cui ora fare in modo di non guardare più l'età, ma fare in modo di concentrarci soprattutto su quello che è il nostro gioco, le nostre idee, i nostri concetti, i nostri principi. Adesso la sosta, su che cosa si lavorerà? Si lavorerà come spesso succede nelle soste, ecco. È normale che cercheremo di mettere sempre più benzina nelle gambe, si approfitta di questi momenti per preparare i ragazzi, soprattutto chi ha giocato di meno, per arrivare a un minutaggio accettabile e di mettere, come dicevo prima, comunque fino in cascina, ecco.